Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, come sempre supportati dallo SPI-CGIL e ben ritrovato Massimo Cestaro, segretario SPI-CGIL del Veneto. Grazie. Andiamo a parlare di una situazione spinosa, ovvero il potere di acquisto delle pensioni, che mi sembra non cresca tanto, l'inflazione, quindi quanto va a pesare l'inflazione su queste pensioni che hanno avuto una pseudo rivalutazione, vero segretario? Certo. E quindi calcoli alla mano, vediamo che cosa si è mosso, cosa non si è mosso, cosa bisognerebbe naturalmente anche fare, quindi anche un intervento poi politico alla luce della situazione che stiamo vivendo, di agitazione generale, insomma, di mobilitazione anche da parte del sindacato dei pensionati nei confronti di questa legge di bilancio che non è stata ancora approvata definitivamente. Allora, ai noi, da che cosa incominciamo per analizzare la situazione? Allora, incominciamo intanto diciamo dall'inflazione che riguarda tutti. La slide numero 2, che è, non so se compare. No, adesso la mettono in onda, sì, l'inflazione per le famiglie, eccole qua. Esatto, nel senso che cominciamo a precisare un po', ma in maniera abbastanza semplice, questo dato, nel senso che l'inflazione, diciamo, quella definita dal governo nel triennio 21-23 è stata calcolata attorno al 17%. Però il chilo di zucchero costa uguale sia per chi ha una pensione o una retribuzione bassa e chi ha una retribuzione alta. Quindi è evidente che il prezzo dei generi alimentari o comunque insomma luce, acqua, gas incidono di più sulle retribuzioni più basse, percentualmente sulle retribuzioni più basse. Forza. E quindi abbiamo fatto questo calcolo, e quindi è la slide numero 2, se possiamo metterla in onda, è appunto l'inflazione per le famiglie con minore capacità di spesa. Quindi quel 17% che abbiamo detto prima, che è un po' la media del pollo, diventa un'inflazione del 23% considerando il quadriennio 21-24, del 23%, 23,5%. Questo è diciamo, l'impatto dell'aumento dell'inflazione sulle famiglie che hanno una capacità di spesa, diciamo, medio-bassa. 23% è tanto, calcolando che nel 2024 invece che arrestarsi, poco, però un percento c'è stato. Sì, diciamo questo dato risente dei dati inflattivi, come vedete, del 2022 e 2023, dove c'è stata questa bolla inflattiva determinata da vari fattori, non ultimi la guerra in Ucraina, quindi le vicende del gas e quindi tutta la parte energetica che ovviamente incide sui beni di consumo che vengono trasportati, quindi la benzina eccetera eccetera, tutta la catena che più o meno conosciamo, che ha prodotto questo tipo di inflazione. Passando alla slide numero 3, parliamo di rivalutazione delle pensioni. Parliamo della rivalutazione delle pensioni, quelle fino a 4 volte il minimo. Che sarebbero quindi... Che sono nel 21 erano circa 1.600 euro netti e nel 24 erano 1.600-1.700 netti. Ok, questa rivalutazione... Allora, le pensioni fino a 4 volte il minimo sono state sempre rivalutate al 100% rispetto all'inflazione, mentre le pensioni più alte sono state rivalutate in misura inferiore. Non entriamo nel merito di questa cosa qua, ma ci faremo un'altra puntata, però ci interessa segnalare che cosa? Che le pensioni considerate medio-basse, quindi 4 volte il minimo, sono state aumentate in questi anni, dal 21 al 24, del 16%, 16,2%.
Allora, facendo due conti, se l'inflazione cumulata è del 23,5, rivalutazione del 16,2, abbiamo un piccolo gap. Esatto, e questa cosa la vogliamo mettere in evidenza perché per effetto della rivalutazione che è stata fatta in questi anni di inflazione molto alta, le pensioni, anche quelle medio-basse, sono cresciute molto in valore assoluto. Tant'è che ne so, se un giovane o anche un meno giovane dovesse vedere questi trattamenti economici sulla sua retribuzione, esatto, sarebbe molto felice. Stiamo parlando di pensioni che ragazzi e ragazze che lavorano magari anche a tempo pieno, questi valori, ma non dico che se li sognano, ma quasi. No, ma i lavoratori infatti non hanno avuto. Perché c'è il fattore, diciamo, nuovo di questi ultimi anni, che è il lavoro povero. Cioè persone che lavorano anche a tempo pieno, anche in settori anche piuttosto interessanti, che però dal punto di vista dei trattamenti economici risentono del fatto che quelle retribuzioni sono insufficienti. Se poi ci mettiamo che c'è una quantità enorme di lavoro precario, di lavoro flessibile, di part-time involontario, eccetera, eccetera, capiamo che diciamo, per molti di questi giovani, ma anche meno giovani, questi valori non sono neanche ipotizzabili. Delle pensioni sono dei valori, come si dice, però questo deriva dalla rivalutazione che è stata fatta per effetto di un'inflazione molto alta. Certo, però comunque anche i lavoratori in sé per sé con una retribuzione medio-bassa non hanno visto questa rivalutazione nelle vostre paga, esatto, ed è un dato di fatto. Esatto, ecco, prima i nostri telespettatori hanno visto le sedi dello CGIL perché come sempre andate a farvi fare il calcolo delle pensioni presso le sedi che sono elencate, quindi mi raccomando chiamando prima i numeri di telefono, scrivendo una mail per prenotare un appuntamento, è sempre molto utile. Segretario, io qua vedo andamento costo della vita e pensioni 2020-2024, c'è un'altra slide interessante, perché fa emergere un divario, parlando di pensioni, perché se paragoniamo con i redditi abbiamo già visto che, vabbè, dove vediamo pensioni 6 volte il minimo, quello che diceva lei, o 4 volte il minimo, 6 volte il minimo hanno avuto più 8% di rivalutazione, giusto? Esatto. Quindi la metà rispetto alla rivalutazione di quelle 4 volte al minimo, che sotto un certo profilo potrebbe anche essere considerato equo, perché guadagni di più, rivaluti di meno. Diciamo che cosa ne pensate di questo? Possiamo fare, se posso, un passetto indietro. Intanto la linea, quella blu, quella più alta, è appunto il costo della vita, l'inflazione come ha inciso sulle famiglie a medio-basso reddito, cioè abbiamo visto prima del 23%, mentre le pensioni fino a 4 volte il minimo in questi anni sono aumentate del 16%. Perché abbiamo fatto questo grafico qua? Per dire, è vero che in valore assoluto, per effetto dei meccanismi di rivalutazione, le pensioni medio-basse sono state, diciamo, significativamente rivalutate, ma ci interessava e ci interessa far presente che comunque sono sempre largamente inferiori rispetto all'aumento del costo della vita. Non solo, ma se si osserva, la lineetta arancione comincia a crescere un anno dopo la crescita dell'inflazione, perché l'effetto del meccanismo è che l'adeguamento delle pensioni avviene diciamo, a fine anno, quindi l'effetto lo si vede nell'anno successivo rispetto all'incremento dell'inflazione. L'altra cosa appunto è quello che segnalava lei, cioè le pensioni. Abbiamo preso a mo' di esempio le pensioni fino a 6 volte il minimo, che sono, diciamo, grosso modo lordo 3.600-3.700 euro, che al netto possiamo calcolarle attorno ai 2.700 euro più o meno. Queste sono lontanissime
dall'aumento che c'è stato per effetto dell'inflazione. E qua una puntualizzazione. Diciamo, normalmente le pensioni fino a 4 volte il minimo sono sempre state rivalutate al 100%. E abbiamo visto questo andamento. Mentre le pensioni più alte hanno avuto una riduzione in percentuale dell'adeguamento. Allora, da un certo punto di vista dovremmo dire che anche le pensioni medie e medio-alte dovrebbero essere tutelate rispetto all'aumento del costo della vita. E quindi anche queste dovrebbero, in teoria, avere una rivalutazione al 100%. Già col primo governo Prodi si fece un ragionamento per cui anche sindacalmente abbiamo detto bene, si rivalutino al 100% le pensioni più basse e un po' meno le pensioni più alte. Ma è anche equo, perché stiamo parlando di pensioni che neanche tanti stipendi, tanti lavoratori sognerebbero come stipendio. Certo. Però il tema che abbiamo posto è che siccome questo rappresenta una minor spesa da parte dello Stato, sarebbe utile che questa minor spesa fosse investita a favore dei trattamenti previdenziali e assistenziali per i lavoratori più giovani, e cioè quelli che hanno appunto lavori saltuari, precari, intermittenti, e che con la riforma del sistema pensionistico, cioè le pensioni verranno calcolate in base ai contributi effettivamente versati, per cui se uno lavora 6 mesi all'anno perché ha un lavoro precario avrà dei contributi pari a 6 mesi all'anno e quindi avrà in teoria una pensione che è la metà di quello che potrebbe essere la pensione di uno che ha lavorato un tempo pieno. E siccome questi qua sono milioni di lavoratori, di ragazzi ma anche meno giovani che hanno rapporti di lavoro di questo genere, noi cerchiamo di dare una mano in questo tempo diciamo due cose. Primo, bisogna mettere le mani sul mercato del lavoro, perché non è possibile che ci siano milioni di persone che non sono in grado di avere un rapporto di lavoro che gli consenta di vivere dignitosamente. Segnalo che c'è anche un problema di natura costituzionale da questo punto di vista. E dall'altro che i risparmi effettuati dallo Stato, riducendo gli aumenti sulle pensioni più alte, vengano messe a disposizione dei lavoratori più giovani, pensando a quello che succederà da qualche anno a questa parte. Perché stante così come stanno le cose, se non ci saranno interventi significativi, noi tra alcuni anni avremo una popolazione di poveri. Sì, assolutamente sì. Una popolazione di poveri. E questo, diciamo, con quello che comporta dal punto di vista della tenuta sociale. Avete analizzato anche il divario pensionistico, che è un altro tema, un'altra spina e qua sul fianco. L'altro tema è la differenza sempre più evidente tra uomini e donne. Naturalmente anche questo ha una spiegazione, ma il fatto che perché le retribuzioni degli uomini sono superiori a quelle delle donne e tuttora esiste questo problema. Non solo e la continuità lavorativa poi. Esatto, non solo diciamo sono maggiori le retribuzioni, ma anche i rapporti di lavoro degli uomini sono più stabili. Sì. Nel senso che siccome alle donne viene chiesto ancora purtroppo di essere quelle che garantiscono, diciamo, i tempi di cura in famiglia, molto spesso la donna si trova a dover decidere tra la vita familiare e la vita lavorativa. Ora, alcune possono scegliere la vita lavorativa, altre non se lo possono permettere. Non se lo possono permettere e scelgono la vita familiare. Oppure, come spesso succede, scelgono il part-time. A volte succedono che è lo stesso datore di lavoro che in qualche modo impone il lavoro part-time prevalentemente alle donne. E questo produce un effetto, e lo vediamo in questa slide, la numero 5,
oltre 700 euro tra il divario medio praticamente tra uomini e donne. Ma se vedete, questa differenza è aumentata nel corso degli anni, cioè nel 2021 la differenza, sempre stiamo parlando invece che di diminuire, è aumentata. Esatto, la differenza retributiva pensionistica tra uomini e donne nel 2021 era di 704 euro, la differenza nel 2023 è di 758 euro, cioè sto fenomeno aumenta e lo vediamo ancora meglio nella slide numero 6. Cioè quello che praticamente con assegni fino a 1.000 euro lordi al mese, esatto. su 12 mesi gli uomini c'è un 20%, cos'è questo? Sì, nel 21 erano 51, quasi 52.000 gli uomini che stavano sotto i 1.000 euro, nel 2023 sono diminuiti perché per effetto della rivalutazione, dicevo prima, sono aumentate le pensioni, quindi sono diminuiti i maschi che stanno al di sotto dei 1.000 euro. Ma sono aumentate le donne? Ma sono aumentate le donne. Cioè è drammatico, sono diventate 203.339, quindi l'80,4%. Nel cento complessivo di sì. Pensionati al di sotto dei 1.000 euro, certo, sono diminuiti gli uomini, sono aumentate le donne e quella percentuale che era del 79% nel 2021 è diventato l'80%. Allora allo Stato conviene comunque tenere più donne perché le paga meno. Andiamo in pubblicità con questa battuta e torniamo tra poco. Eccoci qua. Allora, siamo sempre con Massimo Cestaro, segretario CGIL Veneto, stiamo parlando di divario pensionistico, non solo tra uomini e donne che più passa il tempo più diventa ampio, ma anche un gap importante rispetto ai lavoratori e una rivalutazione delle pensioni che più prendi la pensione alta, più bassa la rivalutazione, però comunque sempre una rivalutazione che è sotto all'inflazione, per cui spendi sempre più soldi per vivere e prendi sempre meno. Importante che qualcosa ci sia stato fatto, però forse non è sufficiente. C'è poi un altro spaccato da analizzare, vero? Sì, che è questo il rapporto, la differenza tra uomini e donne. E cioè, appunto, dicevo prima, abbiamo visto un po' di numeri, gli uomini continuano ad avere delle pensioni significativamente maggiori rispetto alle donne, ma la cosa che è interessante vedere, se si può... Sì, adesso vediamo la slide con la slide numero qua. 7, è questa qua. Questo schemino è... Allora, uomini sono quelli arancio, le donne sono quelle viola sostanzialmente. E quindi cosa si viene vede fuori? che cosa? Che all'aumentare del trattamento pensionistico... Tipo l'estremo opposto, metti più di 3.000 euro al mese, giusto? Esatto, sì. dalla parte diciamo sì, sinistra fino a 750 euro e poi 750 fino a 1.000, 1.000, 1.400, cioè man mano che cresce il trattamento pensionistico si vede che aumentano i maschi e diminuiscono le donne. E quindi sempre più evidente il fatto che c'è un divario di genere. Esatto, ma questa cosa è veramente significativa perché mette proprio chiaramente in evidenza quello che stiamo dicendo da un sacco di tempo, e cioè che questo schemino dice che gli uomini hanno carriere di lavoro più importanti, meglio retribuite e con rapporti di lavoro stabili, perché queste sono le condizioni che consentono di avere al pensionato, al lavoratore pensionato, di avere un trattamento pensionistico superiore, interessante. Mentre al crescere dei trattamenti pensionistici diminuiscono le donne che fruiscono di quei trattamenti, cioè il numero di donne è inversamente proporzionale alla crescita della pensione, e questo appunto vuol dire ancora una volta e ancora di più che quelle donne hanno avuto rapporti di lavoro discontinui, meno retribuiti
e quindi hanno trattamenti pensionistici che sono di gran lunga inferiori rispetto ai maschi. Ma quindi segretario, siccome poi alla fin fine, se parliamo di rivalutazione, qualcosa è stato fatto, il problema resta tutto a monte? Cioè è un problema di rapporto di lavoro, per cui voi come pensionati giustamente ribadite la situazione, perché poi lei dice giustamente un domani ci si troverà in situazioni disperate. Già adesso c'è un numero superiore di donne rispetto agli uomini, per cui certo, costi minori per l'INPS, però bisogna lavorare su altri versanti forse. Assolutamente sì. Perché altrimenti... Assolutamente sì, anche perché, lo dico senza fare allarmismi, ma il sistema che abbiamo in Italia, ma non solamente in Italia, è cosiddetto a ripartizione, cioè i contributi che il lavoratore in servizio, sta versando adesso, e datore di lavoro, vanno nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e da quel fondo pensioni vengono prese le pensioni, vengono pagate le pensioni. Se il lavoro continua ancora per tanti anni ad essere precario, saltuario, intermittente, vengono versati meno soldi, si riduce il monte contributi dal quale vengono pescate, vengono certo, pagate le pensioni. Allora, perfino egoisticamente, come pensionati potremmo dire che ci deve essere un lavoro stabile, adeguatamente retribuito, eccetera, eccetera, perché c'è un interesse anche dei pensionati che non succeda un patatrac dal punto di vista della, della tenuta dei conti dell'INPS, che, voglio essere chiaro, non sono per ora in discussione, nel senso la tenuta dei conti. Si fa una valutazione in proiezione. Ma nel corso degli anni le cose possono cambiare e cambiare anche pesantemente. Naturalmente noi non sosteniamo sta cosa perché siamo egoisti, ma perché abbiamo un'idea di società, ovviamente, all'interno del quale ci devono essere equilibri, cioè i ragazzi, le ragazze e anche i meno giovani devono avere un lavoro che consenta loro di poter avere delle aspettative dalla vita e non situazioni che stiamo vedendo purtroppo tutti i giorni, di situazioni pesantissime dal punto di vista dei trattamenti economici. Ed è chiaro che questo significa avere un sistema di welfare, perché per capirci significa scuola, significa sanità, cioè tutto quel sistema sociale, pensioni naturalmente, che stanno in piedi nel momento in cui c'è un lavoro che consente, attraverso i contributi per le pensioni, attraverso la fiscalità per i trattamenti di welfare, di avere una società, diciamo così, più giusta. Certo. Questo è il punto, quindi non c'è una visione, virgolette, egoistica dei pensionati, che quindi pensiamo alle nostre pensioni e gli altri si arrangino, perché abbiamo un sistema, come si dice, che tiene in equilibrio tutti quanti gli aspetti della società, quindi lavoro dignitoso, sistema sanitario che funziona, scuola che funziona, pensioni adeguate. Questo è il sistema. Però per agire sull'aspetto determinante di cui si è sempre parlato, cioè il mercato del lavoro, a volte certo che c'è la contrattazione di secondo livello, però alla fin fine sappiamo che in certe realtà, visto che noi parliamo in Veneto, per il Veneto, perché poi ogni regione ci sono anche differenze di tipologie di aziende, certo, la contrattazione di secondo livello non raggiunge assolutamente tutte le realtà aziendali, quindi restiamo con questo divario retributivo, retribuzioni basse, inflazione alta, città che costano l'ira di Dio e si resta fermi al palo. Quindi le assicuro che ci sono i modi per affrontare anche questi aspetti. Intanto però ne dico uno: se decidessimo di affrontare e risolvere il tema del salario orario minimo e quindi diciamo di una retribuzione oraria minima, sotto la quale sei un regime di povertà, avremmo già fatto un passetto in avanti. Non c'è il rischio di uno schiacciamento. Cioè, il minimo te lo garantisco e ti schiaccio lì, perché poi alla fin fine...
Diciamo, dovessi stare i dati che abbiamo, noi siamo ben al di sotto dello schiacciamento, insomma, diciamo. No, nel senso che qui, diciamo, il tema può essere anche un po' affrontato in maniera un po' più larga, cioè se questo Paese decide di competere con, diciamo, di stare dentro il mercato del lavoro più basso a livello mondiale e quindi competere con i paesi, diciamo, più poveri e diciamo, emergenti, oppure se decide di competere col segmento alto del mercato del lavoro, che significa fare investimenti, significa formazione, significa favorire l'accesso all'università dei ragazzi. Oggi l'università sta diventando un lusso, e noi abbiamo una scolarità che è tra le più basse in Europa. Quindi lo Stato deve investire sulla formazione professionale dei giovani, pensando a un mercato del lavoro, quello delle alte professionalità, quello della ricerca, quella della sperimentazione, quello che ti fa essere un paese all'altezza di altri paesi. Noi abbiamo, diciamo, la seconda o terza manifattura, ma siamo dentro una produzione che è ancora una produzione, diciamo così, di base. Dovremmo fare uno sforzo, questo un paese dovrebbe fare uno sforzo per inserirsi nel mercato del lavoro più elevato. E allora attraverso questa strada aumenti la produttività, aumenti la competitività e aumenti anche la capacità di retribuire le persone. Certo. Questo è il punto. Purtroppo la ragione fondamentale per cui negli ultimi anni sono stati aumentati all'inverosimile tutte le forme di flessibilità cosiddetta del mercato del lavoro, che significa, tradotto in parole povere, di lavoro povero, certo, è perché questo Paese purtroppo, e in maniera, come si dice, cieca, ha deciso di tenere i suoi livelli di competitività con il mercato del lavoro quello più basso a livello mondiale. E questo è un errore storico che l'Italia ha fatto. Bisogna avere il coraggio, la lungimiranza, la capacità e l'intelligenza di guardare ai segmenti più alti, perché io penso che noi abbiamo le capacità e le intelligenze per poterlo fare. L'abbandono scolastico dei ragazzi, una scolarità bassa, un accesso alle università e anche alle materie tecniche, cosiddette STEM, sempre più basse. Però è vero, io permetto di interromperla per chiederle questo, ma è vero questo, però poi ci troviamo che se i ragazzi raggiungono la laurea, eccetera, con tanti sforzi familiari, cosa succede? Vanno all'estero perché certo, solo lì riescono ad avere una retribuzione certo, congrua con i sacrifici anche economici sostenuti. Se restano qua in Italia ricevono meno di un operaio. Posso dire anche con... cioè vanno all'estero anche con un maggiore riconoscimento della loro professionalità. Certo, assolutamente, sì, e con possibilità di carriera, tra l'altro. Non c'è solamente il trattamento economico maggiore, che comunque incide, ma c'è il riconoscimento, diciamo, della professionalità che hai raggiunto, sul quale hai speso tu, la tua famiglia, eccetera, e c'è un riconoscimento. Allora ci si dovrebbe chiedere perché questi ragazzi se ne vanno. E la ragione è esattamente questa, per cui avendo scelto di stare sulla parte bassa del mercato, quelli che hanno professionalità elevate fanno fatica a trovare, diciamo, collocazione adeguata alla loro professionalità e quindi se ne vanno. E se ne vanno in paesi nei quali invece questa sfida è stata realizzata. Certo. Parzialmente, totalmente, ma c'è una idea in questo senso. Siamo in chiusura, cosa proponete? Intanto, diciamo... Proprio in due parole. In due parole significa fare investimenti pubblici e privati, investimenti sull'innovazione, investimenti su scuola e università, perché chiaramente gli investimenti
sull'innovazione si regolano nel momento in cui ci sono le professionalità che quell'innovazione riescono a gestirla, una drastica riduzione della precarietà, ed è possibile farlo, che non significa mettere in difficoltà le aziende, ma significa avere un quadro normativo diverso, e poi che ci sia una condizione a partire dal salario minimo che consenta alle persone di avere trattamenti economici adeguati. E poi un domani quindi pensioni adeguate. Certo. Questa poi alla fin fine si chiude. Grazie segretario, grazie veramente, vi auguriamo un buon lavoro. Ricordiamo a voi telespettatori, avete visto più volte comparire i numeri di telefono delle sedi provinciali, fatevi controllare la pensione, chiedete aiuto, supporto, consulenza chiamando le sedi dello SPI-CGIL che sono presenti su tutto il territorio, e poi se volete chiamare noi ci fa sempre piacere comunque. Vi ringrazio di averci seguito, rivedete la puntata naturalmente anche sul web e su YouTube, e poi visitate il sito dello SPI-CGIL. Grazie.